Il tema della viabilità è un tema che spesso nei siti in cui si trovano delle cave è un tema complesso, perché ovviamente c'è un discorso di mobilità pesante che va a incidere anche sulla qualità delle strade, che comportano poi tutta una serie di interventi chiaramente di manutenzione, e quindi il pensare, oltre tra l'altro al discorso chiaramente di difficoltà di convivenza con le comunità che in queste aree vivono. Sono tra l'altro zone veramente molto belle, e quindi il tema di una mobilità così importante sicuramente crea un disagio. Diciamo, ci eravamo già un po' interessati su segnalazioni di alcuni cittadini a questa vicenda. Oggi però penso che si sia fatto un passo avanti molto importante diciamo, nel dialogo che c'è tra le istituzioni, anche per effettivamente farsi carico del problema e cercare di dare una risposta. Insieme a me erano presenti anche dei funzionari, tanto dell'ARPA quanto del servizio geologico della direzione ambiente della regione, perché sono tra, diciamo, i tecnici che sicuramente più di tutti è importante che siano coinvolti fin dall'inizio in questo percorso. Diciamo che è stato così illustrato il progetto di questa possibile viabilità alternativa, sul quale adesso bisogna iniziare appunto a lavorare, quindi bisogna capire, approfondire gli aspetti tecnici innanzitutto per capirne effettivamente la fattibilità. Va aperto un dialogo anche con gli imprenditori, in particolare poi anche per questo discorso della viabilità alternativa parliamo di particelle che sono proprio in terreni di proprietà dei cavatori, quindi con loro è fondamentale il dialogo, ma penso anche che sia utile proprio per riuscire finalmente ad arrivare poi all'obiettivo diciamo di individuazione, di possibile realizzazione di questa strada. Il tema in generale delle attività estrattive è un tema importante, un tema sicuramente tra gli aspetti sui quali di più ci stiamo lavorando. È vero che ci sono degli strumenti legislativi pianificatori che vanno da un lato aggiornati, cioè la legge 35 è sicuramente una priorità, e su questa stiamo già lavorando. Io veramente penso a breve che avremo un disegno di legge che almeno alcuni aspetti riuscirà a riaffrontarli e a riaggiornarli, perché è una legge datata che ha degli aspetti sicuramente che devono essere oggetto di modifica, ma allo stesso tempo stiamo lavorando anche per dotare la nostra regione di uno strumento pianificatorio di cui la nostra regione non si è mai dotata. Il piano delle attività estrattive va proprio in questa direzione. Noi stiamo lavorando per cercare di trovare un punto di equilibrio importante tra quello che è la tutela dell'ambiente, ma allo stesso tempo anche chiaramente, diciamo, uno sviluppo sostenibile, quindi diciamo un occhio attento anche alle attività imprenditoriali fatte sul territorio. Non è un percorso facile chiaramente, però alla fine di questo percorso sono convinta che troveremo diciamo, delle risposte utili per tutti, perché quando si parla di certezze anche questo va nell'interesse di tutti, sia di chi si sente in particolare coinvolto per un discorso di rispetto e di tutela dell'ambiente, ma allo stesso tempo anche chi chiaramente qui ci lavora.